entro il mese di febbraio un lavoro urgente sulle riforme costituzionali e elettorali, o nei mesi successivi immediatamente nel mese di marzo la questione del lavoro, nel mese di aprile la riforma della pubblica amministrazione, nel mese di maggio quella del fisco. Immediatamente nel mese di marzo la questione del lavoro. E io pago finalmente lo sblocco immediato e totale del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Nel mese di aprile, quindi l'ultimo giorno utile, con la proposta che il governo intende fare sul tema della riforma della pubblica amministrazione. Sistematica operazione di cambiamento che stiamo cercando di attuare nel nostro Paese e che sta rispettando tutte le scadenze che ci siamo autoimposti. O la legge c'è, oppure la classe politica ha perso la faccia. È un ossimoro, è impossibile farlo, perché lui è in continua campagna pubblicitaria. Ha capito molto bene la lezione di Berlusconi. Primo, essere sempre in campagna elettorale. B, occupare tutti gli spazi. Ripetere a ritornello le cose che si fanno, in modo tale che queste cose che sono annunciate, il ritornello le fa in qualche modo a pensare che siano attuate, che siano in qualche modo terminate.